Il progetto si chiama Acqua, Ambiente, Territorio, Bonifica e Sostenibilità ed è un progetto che coinvolge tutti i gradi scolastici. Per quanto riguarda le scuole primarie, il progetto prende il percorso laboratoriale che si chiama Il mio amico canale, a cui i ragazzi hanno partecipato, le 2/5 hanno partecipato con me come formatore e con il supporto logistico e di contenuti del consorzio di bonifica Delta del Po, che è rappresentato qui dal vice direttore Rodolfo Laurenti, che è intervenuto in classe per raccontare un po' quello che è appunto il territorio in cui viviamo e quali sono le cure e le tutele di cui questo territorio ha bisogno. Io innanzitutto ringrazio Ambi Veneto, ringrazio il consorzio di bonifica, l'ingegnere Laurenti che è anche un amico, perché come scuola collaboriamo già da tempo ormai per proporre dei progetti, insomma delle attività che coinvolgono il nostro territorio. È già il terzo anno che per esempio sia la scuola secondaria che la scuola primaria vengono proprio attivati dei progetti proprio tesi a valorizzare il territorio. E ringrazio i nostri docenti di classe quinta di Aldo Moro, che è il plesso che è stato selezionato per questa attività proprio per la vicinanza anche geografica a questo luogo e che hanno ben accettato di partecipare. Facciamo dire due parole ai ragazzi così spiegano nello specifico che cosa abbiamo realizzato. La nostra classe quinta B con i compagni di quinta A del plesso Aldo Moro ha aderito al progetto Il mio amico canale dell'Ambi Veneto. Fondamentalmente è stata la collaborazione dell'ingegnere Rodolfo Laurenti, il quale ci ha spiegato la parte teorica e nell'ultima lezione ci ha risposto ad alcune curiosità sul suo lavoro. In seguito la formatrice Diana Mantegazza ci ha seguiti e accompagnati in tutto il progetto, nel quale siamo stati coinvolti tanto da sentirci dei piccoli grandi attori. Abbiamo creato un piccolo documentario, scrivendo e registrando servizi e interviste. Entrambi i nostri relatori cooperano nell'Ambi Veneto e grazie a loro abbiamo capito il funzionamento dell'idrovora e l'importanza dei lavori di manutenzione che vengono svolti periodicamente con lo sfalcio dell'erba, attività determinanti per salvaguardare e proteggere il nostro territorio e prevenire allagamenti. Il compito più impegnativo è stato quello di dare un nome al nuovo canale e dopo diverse ipotesi abbiamo convenuto di chiamarlo Canale Amoro. Grazie a questo progetto abbiamo imparato la funzione del consorzio di bonifica e l'importanza dei canali presenti nel nostro territorio. Abbiamo imparato molto sul nostro territorio e anche sul passato prima della bonifica e di oggi, e del collettore padano polesano e di come funzionano le idrovore. Andremo a intervistare le persone che lavorano con questi macchinari. Con questo laboratorio ci siamo divisi in gruppi e abbiamo spiegato certe cose sul nostro territorio e in più daremo il nome a un piccolo canale e oggi lo inaugureremo. Il laboratorio è stato molto interessante e abbiamo imparato molte cose sulla nostra storia della bonifica. Grazie per l'attenzione, classe quinta A e quinta B dell'Istituto Comprensivo di Portoviro. Siamo venuti qua anche per vedere e passeggiare in questo luogo che è in centro a Portoviro, è nel nostro centro abitato e che magari uno può passarci e passeggiare senza osservare quelle che sono le piccole opere. Alle vostre spalle e di fronte a me c'è un impianto di bonifica con il suo canale di raccolta delle acque e alle mie spalle c'è il collettore padano polesano che è stato l'oggetto di questo laboratorio e di questo percorso che abbiamo fatto assieme. L'obiettivo e il piacere del nostro laboratorio era quello di farvi capire la nostra attività, ma è anche quello di magari farvi conoscere un luogo in centro nel nostro comune a Portoviro
dove in futuro, se farete una passeggiata, se farete un giro in bicicletta su questo tratto, vi ricorderete anche della nostra attività del Consorzio di Bonifica, che sarà anche presente nei prossimi anni e la vedrete con altri occhi. L'altra volta mi avete chiesto chi è che controlla questo impianto, chi è che lo aziona e controlla appunto il regolare funzionamento. Eccolo qua vicino a me, il geometra Giorgio Crepaldi è il padrone di casa, è colui il quale segue tutta la zona di Portoviro e che adesso ci illustra molto velocemente quelle che sono le attività in questa zona. Sono circa 30 anni che lavoro in Consorzio di Bonifica, ancora più di Rodolfo. Sì. Questo è un impianto proprio tipico di quello che il Consorzio ha nella sua gestione. No, questo è l'impianto più piccolino, diciamo, anche del comune di Portoviro. Ha una portata di 900 litri al secondo. Pensate che il comune di Portoviro ha 12 impianti sparsi in tutto il territorio, mentre il Consorzio di Bonifica, proprio nella sua estensione che va dalla provincia di Ferrara alla provincia di Venezia, ha circa 40 impianti. Portoviro è anche un po' un'isola felice, perché con tutti questi impianti riesce a gestire proprio le acque in modo più efficiente rispetto a zone dove gli impianti sono minori oppure sono più concentrati in un unico impianto. Diciamo che l'attività nostra principale è proprio quella di fare in modo che questi impianti siano sempre efficienti. Ormai gli impianti sono tutti controllati da un sistema elettronico e quindi abbiamo un computer che gestisce questi impianti, abbiamo delle quote massime di avvio, delle quote minimo di stop, e quindi nella normalità sono gestiti da questi impianti, da questo sistema. Però comunque dobbiamo tutti i giorni monitorare, perché può succedere un imprevisto, può succedere un'avaria, anche le parti elettroniche possono avere dei problemi, e noi dobbiamo essere sempre sicuri che in emergenza questi impianti devono entrare in funzione. Allora Sindaco, siamo venuti qua oggi nel comune di Portoviro come Consorzio di Bonifica per illustrare e spiegare ai ragazzi cosa fa e qual è l'attività quotidiana del Consorzio di Bonifica. Ormai siamo alla fine di questo percorso, di questo laboratorio, e penso che i ragazzi possano spiegarlo meglio di me ormai cosa fa il Consorzio di Bonifica. Se sono stati attenti. Ma siamo venuti qua anche perché oltre ad aver visto l'impianto di bonifica chiamato Signoria dall'omonimo zona, anche per vedere da vicino e passeggiare lungo il collettore Padano Polesano. È un corso d'acqua che attraversa tutto il comune di Portoviro, sul quale come Consorzio di Bonifica, e li vedete, sono stati spesi negli ultimi anni più di 5 milioni di euro per risistemarlo, riqualificare la parte idraulica, naturalmente le sponde, e con l'occasione è stato anche riqualificato nella sommità tutto quello che è diventata un corso d'acqua da rivivere e da passeggiare anche come cittadini di Portoviro, come sono io, come il sindaco. Sì, allora, intanto mi rivolgo a loro, chiaramente questa che è idealmente una sorta di pista che può rendere sicuramente molto più vivibile il nostro collettore, però insomma quello credo che sia il messaggio più importante che i ragazzi hanno capito, spero abbiano capito, da questi 5 laboratori che sono stati fatti, è che noi come cittadini di Portoviro, ma come tutti i cittadini del Delta, possiamo vivere in quella che è la terra più giovane d'Italia, perché noi siamo nella terra più giovane d'Italia, qui l'ultima terra che è nata praticamente rispetto a tutta l'Italia, che è appunto il Polesine, solo ed esclusivamente grazie al lavoro incessante, quotidiano dei consorzi di bonifica, perché se non ci fosse sempre chi, e lo vediamo da lì dietro, va e pompa l'acqua che è nel nostro territorio, perché sapete noi siamo in un territorio in cui il mare sì, l'acqua in generale, è in alcuni casi anche 3 metri sopra il livello del terreno, quindi siamo un territorio in cui i pesci in alcuni casi nuotano più in alto rispetto a dove camminiamo noi, e quindi proprio per questa condizione siamo costretti, obbligati, e lo facciamo con precisione, a
sempre a cercare di drenare sempre l'acqua in maniera tale da mantenerci, da poter vivere nelle nostre case, di vivere nelle nostre piazze e in questo caso di vivere anche al meglio le sponde del collettore padano. Quindi il ringraziamento ovviamente ai consorzi di bonifica va sempre per questo, perché secondo me tante volte la gente non conosce bene la loro attività, pensa che sia solamente un'attività legata all'agricoltura, che è importantissima, ma che in realtà ci permette di vivere là dove abbiamo deciso di vivere. Quindi questo è sicuramente anche in questo momento un inno alla libertà, che insomma il fatto di poter stare dove uno vuole, di starci tranquillamente sicuro, è una cosa preziosissima. E questo in questo caso poi, insomma, oltre a permetterci di vivere stabilmente qui, rende ancora, con gli ultimi interventi, lo rende ancora più bello e ancora più fruibile. Insomma, e questo è uno spazio che sicuramente, insomma, dovete appropriarvene voi in maniera tale che ci sia anche meno sporcizia, meno sì. Anche, insomma, delle volte ci sono anche degli atteggiamenti di bullismo che avvengono qui, e quindi se voi lo frequentate con i vostri genitori, sicuramente sarà molto più tranquillo, molto più bello, quindi un grazie anche per quello.